I soldi ci sono, ora bisogna già prepararsi a spenderli. Passata l'emergenza, presto o tardi che sia, bisogna essere pronti a usare le risorse del comune in due direzioni: aiutare l'economia locale e tenere uniti i bassanesi. Certo, i consigli delle categorie economiche sono preziosi e così le minoranze si fanno sentire. Siccome sarà il Consiglio Comunale a decidere come spendere, bisogna essere pronti. Appena si potrà, non ci sarà un minuto da perdere. È bene quindi che la maggioranza sia prontissima. Un minuto dopo i soldi devono uscire dalle casse comunali. Destinati dove? Qualche esempio suggerito: un fondo per sostenere le piccole e medie imprese, gli alberghi, i negozi, i bar e i ristoranti, un fondo per aiutare i commercianti e riorganizzare i loro negozi, per accogliere meno persone, garantire le distanze senza perdere fascino e rimanendo attraenti, e poi creare dei buoni consumazione gestiti direttamente dai locali, ad esempio un buono acquisto da 50 euro così diviso: 40 euro a carico del cliente, 10 dell'amministrazione. A Vicenza, fanno notare le minoranze, è stata creata una commissione speciale temporanea che la Giunta di Bassano invece non ha accettato. Su questo tema invece il confronto è quanto mai auspicabile.